Posso capire che i miei colleghi veneti, Barbisani in primis, abbia poca contezza di quello che è accaduto in Sardegna e di come sia stato scelto Paolo Truzzo, che è una scelta nata dal territorio. Candidato condiviso con il territorio, pure la Lega alle prossime regionali potrebbe correre da sola. Agli avvertimenti nemmeno tanto velati del Carroccio Veneto dopo il post al vetriolo del vice segretario Riccardo Barbisan, Fratelli d'Italia non presta il fianco. La lettura per gli alleati chiamati in causa da Barbisan è un'altra. A qualcuno sfugge che la coalizione di centrodestra è ancora, mi pare, 7 punti sopra la coalizione di centrosinistra. Davanti a lui c'è il segretario mediatore Dimitri Coin. La Lega deve portare a casa le sue battaglie, chiosa, e per questo serve il voto di tutti. Diversa la sua lettura del caso Sardegna. Pensare che la responsabilità sia del candidato, assolutamente no, anzi magari qualche riflessione si può fare rispetto alle scelte che sono state fatte sui candidati e alle tempistiche che sono state utilizzate. Ora serve imparare dalla sconfitta. De Carlo Aring detta la linea. Se si dice noi correremo da soli, noi andremo da soli, sì, pare che sia compresa poco la lezione. La lezione è che dobbiamo essere tutti uniti. Coin prende la palla ma chiarisce: politiche e amministrative, due partite differenti. Dove possiamo andiamo assieme, dove non è possibile non si va, però stiamo facendo delle riflessioni assolutamente alla pari e con l'obiettività di cercare di fornire i candidati migliori. Per le regionali però servirà trovare la sintesi, pena il voto disgiunto della Lega che avrebbe consegnato la vittoria al centro-sinistra in Sardegna. Nemmeno la partita del terzo mandato sembra chiusa. C'è tempo eventualmente per rivotare sul terzo mandato? Fra un anno? No, dobbiamo dedicarci ai problemi dei veneti e degli italiani noi. Io non parlerei di terzo mandato, ma io parlerei di libertà dei mandati, perché i cittadini hanno la maturità sufficiente per poter decidere di farsi governare a tutti i livelli.